Un Bar Cristal affamato di punti che non arrivano da 2 turni dopo le sconfitte con Roma Calcio 8 e Cotton Club ritrova stasera le mura amiche del Garbaia, dalle quali tenterà di riprendere il suo cammino verso la zona calda dei playoff. Vittoria che non sarà per nulla scontata dal momento che sulle coste del litorale approda l'imprevedibile Peperino Calcio 8 di Damora, incattivita anch'essa dal successo che manca da 3 turni e pronta a difendere quel distacco di 2 lunghezze che la vede davanti proprio alle Tigri del litorale. Buonasera e ben ritrovati amici di Fanner, da Viare di Puglia va in scena il posticipo della 12ª di Serie A, le 2 formazioni già in campo pronte ad incrociare i guantoni. Tra poco sarà Bar Cristal contro Peperino Calcio 8. Squadre come vedete impegnate nei classici convenevoli prepartita, attaccherà da sinistra verso destra la squadra del Bar Cristal che scende in campo con il tradizionale completo dotato di maglietta gialla, calzettone e calzoncino nero. Dall'altra parte rispondono quelli della Peperino Calcio 8 che scendono in campo stasera con un completo totalmente nero. È quasi tutto pronto, anzi è tutto pronto perché arriva in questo istante il fischio del direttore di gara. La partita è cominciata con la prima conclusione, tra l'altro direttamente da centrata da parte delle Tigri del litorale. Si sta giocando la 12ª giornata della Serie A della Lega Calcio a 8 qui sul campo del Garbaia, quindi con questa partita che rappresenta il posticipo di questa settimana. Mentre nel frattempo c'è ancora una conclusione molto interessante dalla 3/4 della Peperino, terminata al lato, quindi parte con il piglio giusto. Comunque un Bar Cristal che, bisogna ricordarlo, oggi si presenta con innumerevoli assenze. Franci parte dalla panchina, non è disponibile Brannetti per infortunio, non c'è Di Mario e quindi un Bar Cristal decimato che deve saper dosare le forze, le energie e la capacità tattica di questa formazione di scendere in campo con tanti giocatori assenti. Non c'è nemmeno Franci, abbiamo dimenticato prima di elencarlo. C'è un Bar Cristal ancora in possesso della sfera con un Peperino che per il momento studia l'avversario, si difende. Ora si combatte nel cerchio di centrocampo dove viene guadagnato il primo fallo laterale a proposito a favore dei padroni di casa, C'è Pacifico che tenta di addomesticare un pallone, ci riesce così e così, poi ancora un duello vicino alla linea bianca dell'out con il pallone che termina in fallo laterale. Sarà il secondo per il Bar Cristal che è partito comunque bene, quantomeno dal punto di vista della cattiveria e del vigore agonistico. Adesso il pallone che rimbalza, spiove, poi dalla 3/4 aveva provato la conclusione qui il numero 7 del Tigri del Litorale, trattasi di Seidini, guadagnato ancora un fallo laterale, ne approfitta il Bar Cristal per rimanere nella metà campo avversaria. Adesso insistentemente Pacifico non riesce a sistemare questo pallone, ma lì vicino c'era il compagno di squadra che lesto, pronto con il sinistro va a buttarla dentro ed è l'1-0 del Bar Cristal, ha siglato del giudice al 4º minuto di gioco. 1-0 quindi. Sbloccata la gara da pochissimi istanti, quindi il vantaggio dei padroni di casa. Adesso vediamo se ci sarà immediatamente la reazione. Per il momento c'è ancora un Seidini arrembante sulla 3/4 avversaria che va a servire Pacifico. Poi le Tigri del Litorale terminano con il pallone perso questa azione e ci provano a distendersi sul terreno di gioco. Adesso gli ospiti, un contrasto duro nel cerchio di centrocampo, giocatore a terra e calcio di punizione concesso alla squadra ospite a favore del Peperino Calcio 8. Quindi viene fatta rispettare al meglio la distanza dal direttore di gara, quindi si partirà con un suo fischio. Sul punto di battuta c'è Ascione, sembrerebbe proprio lui intenzionato a calciare, chissà, probabilmente verso lo specchio della porta. La rincorsa proprio di Ascione, il tiro respinto dalla barriera, esattamente dalle gambe di Pacifico che si tocca, pizzicato un po' dalla potenza del pallone. E fallo laterale sulla 3/4 del Bar Cristal, rimangono lì quelli della Peperino Calcio 8, si lotta in un fazzoletto, ancora un calcio di punizione, il secondo consecutivo a favore della Peperino Calcio 8.
sotto di un gol, lo ricordiamo, da 2 minuti adesso. C'è ancora lo stesso Ascione sul punto di battuta, i soliti 2 uomini del Bar Crystal a protezione della porta. Amodio li indirizza bene sulla posizione, ecco il fischio dell'arbitro. Ascione rimane sul punto di battuta, basso questa volta, deviazione, palla che termina in fondo al campo per un nulla di fatto. 1-0 per i padroni di casa. Ricordiamo il gol del giudice. Amodio con le mani a scavalcare la linea mediana del campo, con la testa il giocatore lungo il versante sinistro che prova a venire avanti. C'è un bellissimo tiro, ancora un brivido per la porta difesa da Travaglini. Travaglini si ritrova il pallone tra i piedi, va con il lungo rilancio, agganciato il pallone da Ascione. È finito il campo, però alla meglio il difensore del Bar Crystal che prova e riesce a ripartire molto bene su quella fascia. Poi alla fine il passaggio in profondità era troppo lungo per ogni suo compagno. Quindi si riparte dal versante sinistro della Peperino, che ha cambiato già dall'altra parte, con Banani in possesso della sfera, aggredito da 2 avversari. Chiuso ancora la fuga di Banani che riesce a portare, a spingere la palla quasi in area di rigore avversaria. Poi può ripartire il Bar Crystal con Pacifico che ha innescato una manovra per i suoi, che adesso con Seidini che prova la finta. C'è ancora un errore, possono provare a capovolgere l'azione trasformandola da difensiva in offensiva quelli della Peperino Calcio 8. Ancora molti duelli, pochi metri di campo. Ascione, forse per il momento è uno dei migliori dei suoi, controlla il pallone dietro. Serata molto ventosa, amici telespettatori, come sentirete anche dal rientro in cuffia. Nel frattempo c'è stato un timido sussulto della Peperino, il pallone comunque era finito abbondantemente sopra la traversa. Si riprenderà comunque con una rimessa laterale, la palla era uscita già oltre la linea bianca dell'out, il pallone sbattuto davanti nella metà campo avversaria. Ancora depositato il fallo laterale, battuto in questo istante del giudice, l'autore del gol. Controlla e allarga molto bene dall'altra parte, dove Concutelli prova a fare il pallone nei piedi di Pacifico, servito ancora Concutelli, ancora su Pacifico. Dialogano bene i due. Poi c'è il retropassaggio con il pallone fatto girare molto bene adesso dal Bar Crystal, che ci pare più arrembante questa sera a discapito degli ospiti. Già in vantaggio per 1-0, ricordiamo al terzo minuto di gioco, la rete messa a segno del giudice. Concutelli dalla bandierina, primo angolo del match, guadagnato dal Bar Crystal, la battuta tesa nel mezzo dell'area di rigore per nessuno, un rimbalzo, palla fuori dall'altra parte. In realtà però c'era stata una deviazione, sarà fallo laterale per il Bar Crystal, battuto, messo giù sulla fascia sinistra, esterno di centrocampo del Bar Crystal. Sarà calcio di punizione, se ne incarica della battuta Pacifico. Pacifico, un occhio verso la porta, c'è un movimento in area di rigore, coprono a uomo le marcature, la conclusione direttamente verso lo specchio con le mani. Travaglini mette in calcio d'angolo il secondo del match. Pacifico come al solito padrone in mezzo al centrocampo dei suoi. Attenzione Panci, prova la botta che finisce di un non nulla sopra la traversa. C'era stata anche una deviazione, però sarà ancora calcio d'angolo che si appresta a battere con Concutelli da quella parte. Il tiro col mancino di Concutelli, respinto. Pacifico se la ritrova addosso, ricomincia da dietro facendo ordine, si torna da Amodio, si sistemano di nuovo le posizioni in campo del Bar Crystal. Il lungo rilancio, Seidini, il pallone toccato ma ha finito col favorire un compagno. Ascione tocca ancora dietro, il pallone sui piedi del numero 2, si trattava di Ricciardi, il pallone perduto. Concutelli è tornato su di lui
il numero 11 Ascione, ancora lui, forse davvero uno dei migliori per quel che riguarda, per quel che concerne la Peperino Calciotto, sotto di un gol, ricordiamolo, quando siamo al 10° minuto in questa 12ª giornata di Serie A sul campo del Garbaglia. Per ora decide del giudice, il pallone è ancora arretrato su Giordano che dialoga col compagno di reparto, che ha spazio per portare il pallone, poi l'appoggia ancora sul numero 3 Giordano. Ancora il dialogo tra i due, poi la palla girata questa volta sul versante destro, prova a fare ordine la Peperino Calciotto, lungo rilancio, poi direttamente tra le braccia di Amodio, che si riparte con Pacifico, che adesso nel cerchio di centrocampo cerca di indirizzare i suoi, ha servito il compagno vicino ancora del giudice, si torna sul giocatore numero 10, sul Pacifico, quindi che già allargato con Cutelli, combatte anche lui, messo giù, non c'è fallo e giustamente secondo anche il nostro avviso Ascione, il pallone è per lui, può provare a involarsi lungo il versante sinistro, ancora la spinta e la conclusione che diventa un assist perfetto per il tap-in vincente che porta al pareggio del Peperino Calciotto, è 1-1 quindi, tra poco vi diciamo il marcatore, 1-1 al Garbaglia. Ha segnato il numero 6, Barani. Quindi il più facile dei tap-in che ha portato al pareggio della Peperino Calciotto. Era stato molto interessante, perfetta, anzi lungo il versante sinistro, la spinta di Ascione che giungeva in area di rigore e poi la metteva forte nel mucchio dove arrivava Barone e appoggiava con un colpo facile dentro la porta difesa da Amodio. 1-1 quindi, siamo quasi al 12° minuto di gioco, ancora l'ottimo Ascione, stasera davvero in forma, il giocatore della Peperino. Adesso Giordano, tocco nel mucchio, Colasanti protegge bene questo pallone, tocca ancora su Giordano e riparte da dietro. Fa girare bene il pallone, il Peperino Calciotto, rinvigorita dal pareggio, arrivato da poco. Cercano ancora la profondità, buona la triangolazione, la palla è ancora lì davanti, sempre per il numero 6, che stavolta forse ci va con il piede sbagliato e possiamo dirlo, spreca un'azione ghiottissima per i suoi. Rimane anche a terra l'autore del gol, Barani. Si tocca una caviglia, speriamo nulla di grave. Nel frattempo sale il vento fastidiosissimo qui sul campo del Garbaglia. Ancora a terra Barani, l'autore del pareggio che per il momento conduce la gara sul parziale di 1-1 tra Bar Cristal e Peperino La Rustica. Era andata in vantaggio, ricordiamo prima, la squadra del litorale, il Bar Cristal, con un gol di Del Giudice al 3° minuto di gioco e al 10° era arrivato il pareggio della Peperino Calciotto. Per quello che si è visto un pareggio giusto, la partita continua a viaggiare su binari di sostanziale equilibrio. Adesso ci riprovano le Tigri del litorale in mezzo al cerchio di centrocampo. Pacifico tocca per Concutelli che l'appoggia ancora sullo stesso Pacifico, poi finiscono col perderla, ma c'è ancora il capitano del Bar Cristal che va a riprendere un pallone e lo fa girare bene su Scafetta, il lungo rilancio, il pallone è per Sedini, controllato bene, messo giù, addomesticato, l'appoggio dietro, l'autore del gol del Bar Cristal, del giudice, finisce col perderla, stava ripartendo minacciosamente qui la squadra del Peperino, è stato poi assegnato un calcio di punizione alla squadra di casa, quindi sistema già il pallone, Pacifico, qualche protesta, si avvicina al direttore di gara, come vedete fa rispettare la distanza e si ripartirà con il suo fischio. Vediamo cosa ha intenzione di fare qui il capitano del Bar Cristal. Ci sono 3 uomini in barriera. Travaglini che governa la difesa, piazza i suoi uomini, Pacifico, la rincorsa, va direttamente in porta Travaglini, ci mette i guantoni, allontana il pallone, può ripartire il Peperino. Siamo al 1/4 d'ora che scatta in questo istante il lungo rilancio direttamente tra le braccia del portiere Amodio, nulla di fatto quindi per questo tentativo con Cutelli.
dialoga con Sedini che se la mette sul sinistro, prova ad entrare sulla tre quarti avversaria, gli viene allontanato il pallone che termina addirittura oltre il recinto di gioco qui. 12ª giornata di Serie A, il posticipo della Lega Calcio 8. 17 sono i punti per la Peperino, 15 quelli per il Barcrista, quindi le due squadre si stanno giocando anche un posto importante in graduatoria per quello che potrebbero essere le nuove disposizioni in vista dei futuri playoff. Nel frattempo c'è la Peperino Calcio 8 ancora lungo il versante di destra, adesso dalla sua difesa c'è spazio per portare questo pallone, il tocco poi di prima, il suggerimento a cercare Ascione, palla che sfila direttamente oltre la linea bianca, sarà calcio di rinvio. Amondio si è andato a riprendere questo pallone e lo appoggia al compagno Scafetta che rischia qualcosina lì a servire Pacifico, ancora un rischio pericoloso veramente lì questo tentativo di disimpegno, alla fine è riuscito ad allontanare la retroguardia del Barcrista che ricordiamo stasera ha tra le sue schiera innumerevoli assenze importanti, Di Mario, Franci che parte dalla panchina a dirla tutta, lo stesso Francini. 16 minuti primi, il lunghissimo rilancio col mancino, troppo lungo e troppo forte anche per Ascione questo pallone, quindi si ripartirà ancora una volta con la rimessa dal fondo del Bar Cristal. È stato assegnato il calcio di punizione, lo sta battendo Pacifico, gli viene ritoccato ancora il pallone, Pacifico come al solito siamo abituati a vederlo da playmaker ma quasi in ogni zona del terreno di gioco. Adesso un fallo laterale proprio sotto la nostra postazione, se ne incarica dalla battuta il numero 3 del Peperino che cerca la profondità con le mani, arriva il difensore prepotentemente, si tratta di Panci per il Bar Cristal e ha salvato tutto lì dietro. Pacifico che si va a prendere palla nella sua area di rigore, ha spazio per avanzare, poi decide di andare direttamente in profondità su Sedini che gliela appoggia ancora, ottima la gara anche stasera di Pacifico, Pacifico duella con il suo avversario, poi ancora vicino alla linea bianca dell'auto, si combatte, adesso la partita è viva più che mai, Sedini tenta di mettersela sul sinistro, forse voleva preparare anche un tiro qui, la palla è allargata adesso lungo il versante di sinistra, buona l'iniziativa qui dell'esterno di centrocampo in maglia gialla, ha provato ad entrare in area di rigore, a crossarla dentro, l'avevano chiuso benissimo però. E ci riprovano quelli in maglia nera del Peperino adesso con l'ennesimo lungo lancio, il pallone messo giù molto bene in questo caso anche da Ascione che sta giocando un'ottima gara, poi non riesce a regolare questo pallone con i tempi giusti per Barani, attento lì dietro Amodio che già ha toccato per i suoi che sono ripartiti, brutto pallone sanguinoso questo perduto alla tre quarti, ci mette una pezza però Amodio, per fortuna del Bar Cristal riesce ad appoggiare e depositare questo pallone in calcio d'angolo. E nel frattempo è stato chiesto un time out proprio da parte di mister Concutelli, qualcosa da dire ai suoi, quindi anzi pardon, per l'esattezza il time out è stato chiesto da mister D'Amora, lo vedete quasi al confine del cerchio di centrocampo parlare con i suoi, chiaramente approfittano per fare altrettanto anche le Tigri del Litorale. 1-1 al 12esimo in questa 1-1 scusate al 18esimo in questa 12esima di Serie A, posticipo tra Bar Cristal e Peperino Calcio 8. Ecco finito il tempo del time out, si ritorna in campo sul parziale di 1-1. Era partita meglio la squadra di casa, ha trovato il vantaggio, poi col passare dei minuti la Peperino Calcio 8 aveva preso le misure, era riuscita a pervenire al pareggio e da qualche minuto a questa parte sta giocando anche meglio dei padroni di casa, calcio d'angolo basso direttamente sull'esterno della rete, nulla di fatto. Amodio si guarda attorno, poi con le mani va a scavalcare la linea mediana del campo, pallone che rimbalza, non riesce a farlo suo, in questo caso Bravi, nuovo innesto della
squadra del Bar Cristal. Peperino in possesso della sfera, con le spalle alla porta. Barani, l'autore del gol, bravissimo a mantenere il possesso del pallone, poi alla fine gliela toccano, ma c'è vicino Giordano che se ne impossessa ancora, servito Ascione lì davanti. Un po' di confusione lì sulla tre quarti del Bar Cristal, ne esce bene Panci, che porta ancora questo pallone, poi viene fermato. Bravissimo qui, bellissimo l'intervento di Gianmaria che mantiene anche il possesso del pallone senza far uscire quest'ultimo dal campo. Poi il rilancio non era stato dei migliori qua. Palla che rimbalza nei pressi dell'area di rigore. Travaglini, autore di 2 buone parate, rimette in gioco Ricciardi che ha allargato sulla destra. Colasanti ancora riparte dietro, Ricciardi. Colasanti ancora in possesso del pallone. Fanno girare nel proprio pacchetto arretrato quelli del Peperino Calcio 8. Ascione è partito il numero 3, Manani ancora l'autore del gol, se la mette sul destro, calcia alto sulla linea di fondo. 21 minuti primi sul campo del Garbaglio, quando Pacifico si trova il pallone tra i piedi, serve Seidini con Cutelli, toccato, non c'è fallo, Pacifico lascia giocare il direttore di gara, probabilmente ha dato il vantaggio, la palla che rimbalza, arriva il difensore della Peperino, allontana questo pallone, Ascione, pallone che gli rimbalza sulle spalle, mette poi giù un'ottima sfera. Colasanti poggia sul compagno vicino. Passato il pallone per Barani, però c'era anche il fallo e quindi calcio di punizione assegnato per una irregolarità commessa ai danni di Bravi. Arbitro che conta i passi. Tutto pronto, arriva il fischio, pallone toccato per il Pacifico del giudice, aggredito da Cutrupi, poi l'appoggio questa volta sbagliato del capitano del Bar Cristal, Colasanti sul sinistro, poi sul destro, poi è servito Ascione che parte a suo modo, si ferma, sterza, prova a far partire il cross, questa volta è rimpallato, ma è ancora ottimo il lavoro di Giordano che aveva recuperato il pallone per i suoi. Ricciardi, il tocco, buona ancora l'azione di Cutrupi, combatte, allunga un piede, riesce a impossessarsi di nuovo del pallone, poi alla fine viene decretato un calcio di punizione a favore del Bar Cristal, già battuto, ne approfittano per il momento qui quelli del Bar Cristal che hanno approfittato di un momento di distrazione da parte degli avversari che avevano ancora qualcosa da dire per il fallo assegnato dal direttore di gara. Ci aveva provato il Bar Cristal, per poco non ne veniva fuori qualcosa di molto interessante. Lungo rilancio, controllato il pallone da Scafetti, che ha atteso che lo stesso terminasse oltre la linea bianca per guadagnare questo fallo laterale del quale si è incaricato della battuta Seidini con la testa. Il pallone arretrato per l'inserimento del giudice, sbagliato qui il tentativo di disimpegno della retroguardia del Peperino, la conclusione alta per fortuna degli uomini in maglia nera. Molto buona qui l'iniziativa di Giordani che decide di andare da solo, non riescono a levargli il pallone, arriva anche la conclusione. Ottima davvero questa azione personale del numero 3 del Peperino Calcio 8, arrivato stanco poi nei pressi della porta, non era facile, comunque davvero apprezzabile il tentativo del numero 3. Travaglini l'appoggia questo pallone, Ascione dietro per Ricciardi, tocco ancora per Cutrupi, col mancino si libera bene di 2 giocatori del Bar Cristal, 3, poi riesce a mantenere il pallone sul terreno di gioco, la palla che era uscita secondo il direttore di gara sarà sarà fallo laterale in favore del Bar Cristal.
Scafitta sul punto di battuta, va con le mani a cercare del giudice, lo anticipa però il centrocampista in maglia nera. Ottimo lavoro anche di Panci, che poi esagera, vuole strafare e deposita il pallone direttamente oltre il fallo laterale. La battuta, Barani con il petto, copre la sfera, spalle alla porta, poi si gira. Attenzione a questa iniziativa personale, la palla che era uscita ancora una volta dal rettangolo verde sarà rimessa in gioco. Calcio di punizione che sta per essere battuto, si difende il Bar Cristal adesso, tutti gli uomini arretrati a protezione della propria area di rigore, la battuta del calcio di punizione direttamente verso lo specchio, non preciso il tiro però, al lato. Amodio, come al suo solito con le mani, Seidini si era fatto scavalcare dal pallone, messo in fallo laterale, ne approfitta per salire il Bar Cristal, con Cutelli ha battuto Scafetta, attenzione c'è un errore lì dietro, poi il tentativo di servire subito, la partenza di Ascione, troppo lungo questo pallone per lui però. Scafetta quindi rimette in gioco con le mani, con Cutelli, appoggia il pallone, un colpo proprio sotto la nostra postazione, sarà calcio di punizione, fallo ai danni di Concutelli, battuto in questo istante per Scafetta, ancora Concutelli, prova l'incursione, Concutelli col mancino, sbaglia poi l'appoggio finale, tenta di recuperare il pallone, non è facile, un batti e ribatti, palla in fallo laterale. Viene rimesso in gioco, Seidini lo controlla e poi glielo toccano ancora una volta mettendo la palla fuori dal campo. Siamo quasi allo scadere di questa prima frazione di gioco, 1-1 il punteggio, giusto, ancora qualche cosa di rischioso lì dietro. Nel frattempo c'è stato un battibecco tra Scafetta e Barani proprio nel mezzo del terreno di gioco. Calcio di punizione assegnato dal Bar Cristal, il solito Pacifico sul punto di battuta. Ormai agli sgoccioli della prima frazione di gioco, con il 27° minuto di questa 12ª giornata di Serie 2, il posticipo Bar Cristal e Peperino Calciotto. Che adesso è bloccato sull'1-1 tra le due formazioni. Pacifico, la lunga rincorsa, prova il piazzato, pallone che scende molto bene, controllato da Travaglini, arriva anche il duplice fischio del direttore di gara, termina il primo tempo, quindi 1-1 tra Bar Cristal e Peperino La Rustica. Eccoci di nuovo sul terreno di gioco del Garbaglia, cari amici di Fanner, dal quale stiamo raccontandovi Bar Cristal e Peperino La Rustica. Stiamo per partire con la seconda frazione di gioco, si attende solo il fischio arbitrale, abbiamo visto entrare Franci in campo, Franci assente durante la prima frazione di gioco. Ed è ripreso nel frattempo il match con Colasanti che tenta di organizzare subito una prima incursione, poi finisce col depositare la palla oltre la linea bianca, sarà fallo laterale. Ricordiamo che la prima frazione di gioco è terminata 1-1. Adesso c'è la battuta di questo fallo laterale. Franci va subito a prendersi questo pallone combattendo lì davanti. Gli viene servito ancora da Concutelli. Franci se la mette sul destro, prova ad incunearsi l'area di rigore e la porta via ottimamente qui Colasanti, che poi sbaglia ancora l'appoggio però. Fa tutto bene fino al momento del passaggio Colasanti questa sera. Ancora Colasanti con il petto. La palla è allargata, toccata di testa. Partito in maniera intensa questo secondo tempo, è entrato anche Fiorini per la Peperino Calciotto, quindi Gianmaria che si è incarica della battuta con il tacco, alza poco. È entrato anche Giovannetti. Adesso prova l'incursione, molto bene Franci, forse toccato,
chiaramente lascia continuare l'arbitro perché Franci era partito verso l'area. Colasanti, il lungo rilancio per nessuno, il terzo errore consecutivo di Colasanti in fase di rilancio per i suoi. Pacifico, servito dalla sua retroguardia. Ancora Franci, di prima per il tacco, tentativo di servire del giudice. Poi Travaglini ha allontanato il pallone con un lungo rilancio, la testa di Scafetta con Cutelli. Giordano poi è bravo a strappargli il pallone, ancora il pallone tra i suoi piedi, respinto dal corpo di Scafetta e depositato in fallo laterale. Giordano che se ne incarica dalla battuta, va su Colasanti, che adesso sta toccando innumerevoli palloni. C'è da ripetere la battuta di questo fallo laterale con il fischio del direttore di gara. Ascione tenta di liberarsi del suo marcatore, non è facile, però ha guadagnato un fallo laterale. Battuto, c'è un liscio lì davanti, attenzione, poi ottimo questo lavoro di Franci che sta combattendo, addirittura si è andato a riprendere un pallone nella sua retroguardia. Ancora palla al piede, la tocca con Pacifico, proprio nei pressi della nostra postazione, ancora in tandem i due. Poi si riparte da dietro su Panci che la scaglia lontano. Arriva la testa di Ricciardi, deve allontanare, finisce col servire però lo stesso Pacifico. Scafetta. Un po' di confusione adesso in entrambe le formazioni, non riescono a costruire manovre degne di tale nome. Il lungo rilancio di Travaglini, la palla che spiove sul petto di Giovannetti, è entrato nel corso della ripresa. Colasanti arriva prima di Pacifico sul pallone, Colasanti prova il tiro, respinto. C'è il nuovo innesto del Bar Cristal qui, bravi, veramente interessante questa azione personale. Poi scivola, la perde, si combatte adesso in ogni angolo del campo, ancora bravi, non riesce ad arrivare. Poi c'è il numero 9 della Peperino che nei pressi della bandierina copre la sfera, arriva bravi e la deposita in calcio d'angolo. Sarà il primo della ripresa. Giovannetti con le mani, scusate, non si trattava di calcio d'angolo ovviamente, ma di rimessa laterale, il pallone è allontanato. Ora la conclusione del numero 7, niente male questa iniziativa, palla alta sopra la traversa. Si guarda attorno, amo Dio, questa volta va basso, da Panci. Buona questa triangolazione, bravi, che prova un sussulto, tentativo di servire qualche compagno libero davanti, ma non c'era nessuno in questa circostanza. Ricciardi, Gianmaria col pallone tra i piedi, serve ancora il centrale di difesa. Ascione, la gira ancora su Gianmaria che ha spazio per avanzare, l'appoggio in avanti, non riesce ad agganciare questo pallone Fiorini. Vediamo che insieme a Giovannetti è entrato nel corso della ripresa. Adesso ancora Franci ci prova da solo. Attenzione, la conclusione di Franci, il pallone che rimane lì e sotto porta Capitan Pacifico. Sblocca di nuovo per i suoi e porta in vantaggio il Bar Cristal al quinto della ripresa, quindi è 2-1. Quindi da pochi istanti il nuovo vantaggio del Bar Cristal, il gol di Pacifico su però bisogna dirlo, un'iniziativa personale molto interessante di Franci che ha combattuto, lo vedete adesso il giocatore numero 5 del Bar Cristal con un cappello, un berretto nero in testa. Giovannetti la mette giù, se la mette sul mancino, prova la conclusione, non male, ma al lato della porta di Travaglini. Travaglini chiama i suoi, va a scavalcare con le mani il centrocampo, il petto di Franci, adesso cercato insistentemente dai compagni, la tocca su Bravi che si gira, voleva servire praticamente senza guardare qualcuno lì davanti, non c'era nessuno però, pallone che torna tra le braccia sicure di Travaglini. Bar Cristal da pochi secondi, da pochi minuti in vantaggio, qui c'è un appoggio in fase di ripartenza. Fiorini, Panci ancora sulla corrente Franci, Pacifico, l'autore del nuovo vantaggio del Bar Cristal.
il tocco su del giudice che riparte da dietro dove c'era il solito Pacifico. Ancora il capitano del Batista a toccarla, dietro per Scafetta. Franci ha ricevuto ancora, se la porta sul sinistro, il tocco su Bravi che rientra con il destro, la conclusione Murata, sarà fallo laterale. Buona l'iniziativa di questo nuovo acquisto del Bar Cristal. Pacifico mette giù, poi pallone che sbatte sul piede di Fiorini e termina in fallo laterale, già battuto, c'è del giudice sulla tre quarti avversaria che prova la conclusione. Era attento però in questo caso Amodio. Siamo già dall'altra parte con l'incursione di Panci che tende il pallone termini oltre la linea di fondo. È già ripartito il Bar Cristal, Pacifico. Sbagliato questa volta l'appoggio, c'era fortunatamente vicino del giudice che copre un po' l'errore del suo compagno. Però è di nuovo la Peperino in possesso di sfera. Ricciardi serve il compagno di reparto. Tiro rimpallato, vento fastidiosissimo che forse devia anche un po' la deviazione di questo tentativo di passaggio. Sarà fallo laterale per la Peperino che rimane nella campo avversaria. Sotto di un gol da pochi minuti la squadra di Damora. Il controllo, arriva Franci adesso di gran carriera, recupera per i suoi, ottimo davvero l'ingresso in campo di questo giocatore. Palla rilanciata lontano, c'è Ricciardi con la testa, sicuro. Dall'altra parte Gianmaria ha spazio per ripartire, struscia questo pallone Capitan Pacifico, arriva Bravi che scivola, riesce poi ad appoggiare il pallone oltre la linea bianca dell'out, sarà fallo laterale. No scusate, si tratta di calcio d'angolo. Sinistra di Amodio, battuto il pallone che spiove, arriva il palo e la palla che rimane lì, ancora poi l'intervento dell'estremo difensore del Bar Cristal, un rischio per la squadra di casa, vicinissima al pareggio il Peperino, che rimane comunque nella metà campo avversaria adesso, qualche difficoltà ad uscire per gli uomini di Concutelli, c'è anche la conclusione tentata dal numero 7, Bravi poi pronto a ripartire, troppo lungo questo pallone che termina oltre la linea bianca, sarà ancora fallo laterale. Se ne incarica della battuta Gianmaria, con le mani quindi lungo, cercare direttamente i suoi attaccanti, la palla appoggiata, rimane in fase d'attacco, la Peperino, ciccato un po' questo pallone qui, poteva essere molto più pericolosa l'iniziativa del numero 9, trattasi di Fiorini. Comunque deve stare attento il Bar Cristal adesso perché è di nuovo cresciuto di intensità il gioco della Peperino calcio a 8 che prova ancora con Cutrupi se non andiamo errati, servito per Gianmaria. Sì, ancora il numero 10 non riesce ad addomesticare quel pallone un po' troppo lungo per lui e c'è la richiesta di un time out a favore del Peperino calcio a 8 concesso dal direttore di gara. Siamo al 38esimo di questa partita tra Bar Cristal e Peperino calcio a 8. Secondo. Sì. Approfittiamo per ricordarvi che si sta giocando la sfida della 12ª giornata della Serie A della Lega Calcio 8, il posticipo di questa settimana tra Bar Cristal e Peperino La Rustica. 2-1 per il momento da parte dei padroni di casa che hanno trovato il vantaggio nel corso del primo tempo, era pervenuta al pareggio poi la squadra di Damora che lo vedete adesso lamentarsi con i suoi. E poi il nuovo vantaggio siglato dal capitano del Bar Cristal Pacifico, proprio in corso di ripresa. Adesso siamo fermi per un time out. Con questi punti che per il momento stanno arrivando in casa del Bar Cristal ci sarebbe anche il sorpasso da parte delle Tigri del Litorale proprio ai danni del Peperino calcio 8. Comunque la partita è ancora lunga, il punteggio è apertissimo, ci sarà ancora da lottare. Finito il tempo del time out, si torna sul terreno di gioco con la rimessa laterale del Bar Cristal, lungo con le mani, il fallo laterale battuto, pallone per nessuno, arriva Ricciardi poi da dietro a rilanciare per i suoi, Fiorini, non facile da domesticare questo pallone lì. Quindi Amodio, vediamo se va a suo modo con le mani, sì, come al solito lungo oltre la linea bianca del centrocampo.
fallo laterale guadagnato per la squadra in maglia gialla, l'ha battuto con Cutelli, lo addomestica Pacifico, prova la conclusione, ci deve mettere i guantoni ancora Travaglini ad alzare questo pallone in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che verrà battuto alla sua sinistra, è salito per l'occasione Bravi, ricordiamo un nuovo acquisto del Bar Cristal, lo stiamo vedendo questa sera e ci è apparso anche piuttosto interessante. Bravi, tocca per Pacifico, che addomestica con il petto, poi il tocco con il piettone, di prima ancora Bravi, non trova nessuno se non un avversario, il pallone che però è stato riconquistato ottimamente da Pacifico, che forse ha pensato al tiro, poi decide di allargare su Franci, Franci ha due uomini addosso, protegge ottimamente la sfera, ottimo lavoro di Franci ancora una volta, poi sbaglia l'appoggio sul più bello, può ripartire ma c'è un tocco e fallo di punizione concesso agli ragazzi in maglia nera. Messo giù il numero 9 Fiorini, quando è scattato in questo istante il 41esimo. Vediamo come si organizzano gli uomini di Damora per questa battuta. Vedete il mister sbacciarsi, dire qualcosa di solito. Tutti nella metà campo del Bar Cristal, quelli del Peperino. Si attende il fischio dell'arbitro. Sul punto di battuta c'è il numero 7, ovvero Giovannetti. Va proprio lui, la rincorsa. Giovannetti murato dalla barriera del suo tiro. Pallone che torna tra le gambe di Gianmaria, che lo alza a campanile. La palla che spiove. Addomesticata molto bene ancora una volta dal giocatore del Peperino. Il cross arriva alla testa di Fiorini, che non inquadra lo specchio della porta, ma interessante iniziativa qui. Bravi, controlla, rischia qualcosino con questo retropassaggio, c'è Franci, attenzione perché è sempre un pericolo quando questo giocatore si ritrova il pallone tra i piedi, lo protegge molto bene. Ottime anche le capacità difensive di questo giocatore di fare sponda per i compagni. Pallone adesso controllato dall'estremo difensore del Bar Cristal, che ne ha atteso la fuoriuscita fuori dal campo e va a rilancio per la sua formazione del giudice in mezzo al campo, del giudice che è un po' sparito nel corso della ripresa, ha toccato molti meno palloni che durante il primo tempo. Ricciardi avanza finché gli è possibile, però ha provato l'imbucata lì davanti per Giovannetti, adesso un po' di confusione davanti per la squadra di Damora ed è chiesto ancora un time out, questa volta a favore del Peperino, calcio a 8. Ancora qualcosa da dire quindi da parte di mister Damora. Abbiamo visto mister Damora parlare spesso con i suoi ragazzi, sicuramente qualcosa non l'ha convinto. La Cristal che per il momento continua a condurre qui sul campo del Garbaglia. È finito il tempo del time out, è chiamato il ritorno in campo da parte dell'arbitro. Vediamo se i consigli di Damora possano portare qualche beneficio in favore dei suoi ragazzi. Travaglini va lungo direttamente a cercare gli attaccanti, si fa passare sopra questo pallone. Bravi, adesso con calma può gestire il risultato, ma deve stare attento al Bar Cristal perché la partita è ancora lunga. Del giudice sbaglia completamente l'appoggio, rischia di favorire una partenza degli avversari, si chiude a riccio il Bar Cristal. C'è largo il numero 7 della Peperino che chiedeva palla, servito Giovannetti però. Poi il pallone che attraversa tutto lo specchio della porta, qui questo tentativo di assist da parte di Ascione, per nessuno però.
testa di Ricciardi, che serve però l'attento Pacifico. Seidini, anche lui un po' in ombra nel corso di questa ripresa. Scafetta e poi Concutelli. Si avvicina all'azione Seidini, si decide però per il lancio lungo. Può ripartire con calma il Peperino, con il tocco questa volta di Gianmaria per Ricciardi. La palla è davanti, Ascione la difende, si gira molto bene Ascione, pallone mantenuto sul terreno di gioco. C'è Bravi a dargli fastidio, veramente combattivo questo giocatore dai capelli rossi, e alla fine la tocca anche in fallo laterale. Ottimo il match finora per il rosso giocatore del Bar Cristal. Franci protegge palla ancora, la copre bene, aggredito dall'avversario, messo giù, guadagnato calcio di punizione nei pressi della panchina di Damora. Continua a essere nervoso, da girarsi in panchina, a dispensare consigli per i suoi, e meno male che sia così, perché c'è un gol da recuperare per gli uomini in maglia nera. Il lunghissimo rilancio di Scafetta, anche troppo, pallone direttamente a colpire la rete esterna del campo. Giordani, forte e teso anche lui, pallone che non poteva essere preda qui di Giovannetti. Quindi il Bar Cristal continua a mantenere il vantaggio e forse a giocare anche meglio dell'avversario, anche se adesso la partita non è di particolare bellezza, di particolare intensità. Si ripartirà con questo calcio di punizione assegnato alle Tigri del Litorale, in vantaggio grazie al gol di Pacifico arrivato nel secondo tempo. Eccolo inquadrato in questo istante il capitano del Bar Cristal, che va a prendere posto al centro del campo. C'è la rincorsa di Franci, la botta respinta tranquillamente dalla retroguardia della Peperino, che prova a ripartire con Cutelli col piatto, l'allontana, pallone che spiove per Barani. Pacifico ad allontanare senza cincischiare troppo, pallone scaraventato oltre la linea bianca di fondo. Vento che non si è mai calmato durante la serata, non vuole saperne, tutt'altro che una leggera brezza, ma un vento fastidiosissimo questa sera sul campo del Garbaglia. Quando Seidini è in possesso del pallone, lo tocca per Del Giudice, che si guarda attorno, non ci sono campagne servibili, infatti arriva l'errore nel tentativo di servire Franci. Ci riprovano quelli della Peperino, di nuovo in possesso del pallone, capovolgimento di fronte, Giovannetti conclude, si distende l'estremo difensore, il pallone poi sulla testa di Ascione, che non riesce a inquadrare il bersaglio grosso, ma l'ennesimo brivido per la retroguardia del Bar Cristal. Vicina al pareggio la squadra di Damora. Attenzione, un pallone perso ingenuamente, messo giù, e arriva il calcio di rigore. Ci sentiamo di dire netto in favore della squadra di Damora. Calcio di rigore assegnato al Peperino. E quindi occasione adesso ghiottissima per provare a riagguantare il pareggio. Ci sentiamo di dire rigore netto, tra l'altro non ci sono state neanche proteste da parte degli avversari. Diciamo un'ingenuità lì dietro della retroguardia, ha perso un brutto pallone dal terzino destro del Bar Cristal, e quindi arriva il calcio di rigore con il gol di Ascione e il parziale che cambia. Adesso è 2-2 tra Peperino La Rustica e Bar Cristal qui in via di Rete Puglia. E forse è anche giusto il pareggio dei ragazzi di Damora. Vediamo se ci sarà subito la reazione delle Tigri del Litorale. Il lunghissimo rilancio, direttamente preda di Amodio, che va a rimettere in gioco. Bravi, ci prova da destra, ancora da quella parte, prova a liberarsi di due giocatori, non era facile in questo caso, forse avrebbe fatto bene a passarla. In questo caso Bravi può ripartire ancora una volta
con Giovannetti, l'azione della Peperino, Fiorini, il tiro, Murato, c'era Sedini pronto lì, attento. Fallo laterale, battuto in questo istante, arriva la testa di Bravi, scusate, che ha depositato ancora oltre la linea bianca. Siamo ormai al 50°, ma la partita adesso è più aperta e più viva che mai. Ci provano, ci credono quelli della Peperino, fomentati e gasati dal gol del pareggio giunto sul calcio di rigore realizzato da Ascione poco fa. Pacifico addomestica molto bene quel pallone, poi si ferma, vuole il fallo che viene concesso, chiede anche la munizione Pacifico. Si lamenta molto perché stava ripartendo, girandosi in quella circostanza, il capitano del Bar Cristal. Franci chiede ai suoi di sbrigarsi, vuole andare a fare male alla retroguardia del Peperino, non vuole perdere tempo. Ancora un errore in fase di appoggio del Bar Cristal. Barani, l'autore del gol del primo tempo, Barani la tocca, poi il pallone sull'arretrato numero 7 che serve il compagno vicino. Gian Donato la sbatte addosso al corpo del difensore del Bar Cristal. Battuto il fallo laterale, attenzione perché distratta la retroguardia del Bar Cristal e infatti arriva il gol. Guardate l'esultanza dei ragazzi di Damora nei pressi della bandierina del calcio d'angolo, arriva il gol a sorpresa e comunque proteste vibranti da parte del Bar Cristal. Praticamente c'era la squadra del Bar Cristal appunto completamente ferma a protestare nei confronti del direttore di gara, ma è arrivato il 3-2 del Peperino La Rustica. Proteste sul terreno di gioco, vibranti, allenatori in campo, vedete con Cutelli avvelenato nei confronti del direttore di gara. Franci che chiede di tornare in campo a giocare, stiamo perdendo tempo, avrete sentito. Ragazzi, chi ha segnato? Numero 6? Grazie. Barani, doppietta. Il gol è di Barani, quindi doppietta per lui questa sera. Esce dal campo tutta la dirigenza del Bar Cristal. Ancora proteste nei confronti dei due direttori di gara. Sinceramente non abbiamo capito alla perfezione quello che è capitato. E addirittura c'è un tentativo di aggredire l'arbitro, fermato il dirigente della Peperino, trattenuto da Damora. Abbiamo visto veramente animi, stiamo vedendo anzi, animi ancora vivissimi, forse troppo, per quanto visto sul terreno di gioco, che non è stato molto chiaro qui dalla nostra postazione. Ciò che è sicuro è che il Bar Cristal era totalmente fermo nel momento del gol che è arrivato, quindi era stato concesso, ricordiamo in precedenza, un calcio di punizione a favore del Peperino calcio a 8, battuto immediatamente mentre l'intera squadra del Bar Cristal stava protestando nei confronti del direttore di gara. Appena sapremo dirvi di più, chiariremo ciò che è successo. Vedete anche Damora adesso nel tentativo di dialogare col direttore di gara. Addirittura arrivano consigli, se non proprio minacce, da parte di alcuni giocatori nei confronti dell'arbitro.
al quale viene gentilmente chiesto di non arbitrare più in seguito, come a dire che non è molto in forma il direttore di gara per ciò che ha commesso a loro avviso pochi minuti fa. Comunque dobbiamo segnalarvi che in realtà non era stato chiesto un calcio di punizione, ma tutto era partito da una richiesta del Bar Cristal che voleva un fallo laterale. Chiaramente, per quello che si è visto, richiesta non accordata dal direttore di gara, c'era completamente ferma tutta la squadra del Bar Cristal e nel frattempo chiaramente ne hanno approfittato quelli della Peperina, è arrivato il gol, quindi le lamentele arrivano per questo e non sembrano placarsi qui sul campo del Garbaglia le polemiche su questa 12ª giornata di Lega Calcio 8. Vediamo se riusciamo a tornare a giocare. Ci sarà da recuperare qualcosina, eravamo circa intorno al 50° minuto di gioco quando è successo l'episodio che porta ancora le proteste delle due formazioni. Era un po' che non vedevo fino a sti livelli. No, sembra che quello ci hanno provato, meno male che hanno fermato uno. Ci hanno provato. Hanno fermato uno. Quello che sta in jeans ha fermato Mister D'Amora. No, meno male no. Però sì, ci sono i vicini stasera. È uscito pure con Cutelli del Bar Cristal bello avvelenato. Vediamo se si riesce a riprendere il gioco questa sera, in questa che era stata fino all'episodio incriminato una partita tranquillissima, poi è successo il finimondo e forse per fortuna stiamo tornando a quello che è il calcio giocato, con la rimessa laterale battuta da Scafetta per Bravi che prova addirittura il tiro, il pallone però che spiove sul piede di Franci che va a pareggiarla per i suoi a sorpresa subito dopo la ripresa del gioco, dopo la confusione, le vibranti proteste, arriva quindi il pareggio e la doppietta di Franci è 3-3. Ascione addirittura la rincorsa nei confronti del direttore di gara, Ascione che era partito dall'altra parte del campo a cercare l'intervento, cercare non so quanto di parlare con il direttore di gara, ma sembrava intenzionato a addirittura ci sono consigli nei confronti del direttore di gara che ho stretto ad abbandonare il campo. Era un po' che non si vedeva una cosa simile su un terreno di gioco della Lega Calcio a 8. Consigliato ad allontanarsi il direttore di gara e la partita che finisce, arriva il triplice fischio, però sinceramente credo che non ci trovavamo ancora nei momenti conclusivi del match, ma mancava ancora qualche minuto. Comunque è arrivato il finale di partita, 3-3 qui sul campo del Garbaglia tra il Bar Cristal e la Peperino Calcio a 8, quindi nulla di fatto tra le due formazioni, rimangono 2 punti di differenza.